Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Paolo Bassani, che è il presidente degli edili di Confartigianato del Veneto. Quindi parliamo del mondo delle costruzioni, che sicuramente è uno dei settori che sta risentendo maggiormente della difficile congiuntura. Ricordo che nel Veneto le imprese artigiane del settore costruzioni sono 56.302, questo al termine del terzo trimestre 2012. In questo trimestre se ne sono iscritte 698, però hanno cessato 939 imprese, quindi c'è un saldo negativo. Il settore edile notoriamente, oltre a essere in questo caso colpito dalla crisi, però è anche un settore a rischio aziende irregolari se non abusive. Certo, certo. E quindi oggi affrontiamo in particolare questo aspetto a partire dal recente disegno di legge anticorruzione, Sì. che introduce tra gli altri due aspetti da sottolineare: il cosiddetta white list presso le prefetture, e poi chiede anche alle stazioni appaltanti, cioè a chi fa l'appalto, di essere più chiaro nella definizione. Certo. Allora partirei da questo secondo aspetto. Ma non sono chiari gli appalti, perché questa era la cosa che mi ha sorpreso, il fatto che si richiedesse a chi indice un appalto, insomma, di essere più preciso. Ma gli appalti pubblici devono essere portati alla possibilità di tutti quelli che ne hanno l'attestazione, cioè le SOA, le famose SOA, Società Organismo di Attestazione. Le imprese si attestano e hanno dei requisiti anche morali, giustamente, e anche giudiziari, che devono essere controllati ogni volta che si fa un appalto. La white list e la black list è stata richiesta, più ancora non fatta, appunto per creare una lista di imprese che si sono sempre comportate bene. Quindi in ma questo però è il secondo aspetto, quello della white list perché esistono imprese che invece non si comportano bene. Ma quello che mi incuriosiva, oltre a questo, e poi ne approfondiamo la questione, è il fatto che si chieda a chi fa gli appalti, fondamentalmente, insomma, cercate di essere più chiari. Sì, questo sì. Sembra un assurdo perché, a parte che è stato modificato il regolamento, perché evidentemente ci sono norme che possono essere in qualche maniera interpretate. Possono essere un po' eluse anche in un certo senso, in qualche caso possono essere anche eluse con magari dei giri, le famose matriosche, che effettivamente una ditta soggiace magari al subappalto di un'altra ditta, che soggiace alla parte consortile di una terza, cioè alla fine che sia molto chiaro e che sia limpido l'insieme delle imprese o di chi opera, perché siano facilmente controllabili. Certo. Da un lato si chiede questo, dall'altro giustamente, se le imprese sono sempre state a posto, cioè hanno sempre lavorato e hanno un pregresso che non dà problemi a questo livello, la white list impone degli obblighi inferiori, cioè la stazione appaltante, saputo che questa impresa fa parte della white list, non dovrà, una lista a posto, esatto, non dovrà ulteriormente chiedere altre informazioni, tipo anche giudiziarie. Il certificato antimafia. Esatto, potrebbe essere anche sostituito perché effettivamente con un'autocertificazione, perché effettivamente è continuamente controllata da un elenco sì, depositato in prefettura. Diciamo che è un fiore all'occhiello dell'impresa. Ecco, ma a risolvere questo problema non c'è già il DURC, perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Beh, che è documento unico di regolarità contributiva, che è in capo, cioè la verifica in capo alle case edili. Non incide da parte giudiziaria, assolutamente. Incide solamente come un documento che certifica il pagamento dei contributi. E basta. I contributi INAIL, INPS e casse edili. Allora, il problema è questo: uno potrebbe essere a posto dal punto di vista del pagamento dei contributi, ma essere comunque, tra virgolette, un mafioso, esatto, ad esempio, no? Esatto, perché quando paga regolarmente i contributi, lui il DURC ce l'ha regolare. Poi il fatto giuridico è tutta un'altra cosa, Effettivamente però questo è stato fatto anche per i famosi scambi e scale gerarchiche degli appalti. Effettivamente i subappalti sul subappalto, le atti famose che sono fatte da imprese, l'impresa principale è pura e poi attorno magari a imprese che non sono pure. Cioè, si è cercato di creare un distinguo, questo distinguo porterebbe la stazione appaltante a una certa tranquillità, tutto sommato, che non ha ora come ora, perché se lei prova a parlare con qualche segretario comunale o magari tecnico comunale, in certi casi indice l'appalto e si trova un po' perplesso perché magari giuridicamente può essere anche funzionale, ma tecnicamente c'è questo rischio che magari a metà lavoro succeda qualcosa. Allora,
Questa è la novità del disegno di legge anticorruzione. Lei però mi ha portato anche un libretto, lo faccio vedere in primo piano, perché vuole sottolineare un aspetto che riguarda noi tutti. Nel momento in cui affidiamo un lavoro a un'impresa edile, ma non il lavoro all'impresa edile, qualsiasi tipo di lavoro che sia equiparabile a cantiere. Ecco, quindi cantiere può essere anche riverniciare la casa, sistemare gli infissi, qualsiasi opera che sia da considerare cantiere. Ne siamo responsabili. Responsabili in prima persona. Il committente, la signora Maria o il signor Giorgio che commette qualsiasi tipo di lavoro ne è il responsabile per la sicurezza. Il decreto 81 sul testo unico sulla sicurezza uscito nel 2008 dice il committente è il principale responsabile. Perché? Perché l'opera è sua, ne ha il controllo e ne ha anche la capacità di spesa, quindi può sotto la propria responsabilità dire questo va bene, questo non va bene. Sulla sicurezza effettivamente non si pone questa forza sul committente perché si dice è sempre l'impresa che è responsabile. Questo non è vero. Ultimamente è successo anche un altro evento, un'altra norma che dice che il committente è responsabile in solido dei pagamenti contributivi di chi esegue l'opera. Quindi io starei molto attento perché effettivamente se a colui io affido il lavoro, non paga i contributi o magari non paga IVA, alla fine in fase di controllo arrivano da me perché io ho commissionato un lavoro e l'ufficio entrate può dire effettivamente lui non ha pagato, quindi tu dovevi accertarti che lui avesse pagato, alla fine io voglio i soldi da te. Quindi è una commistione molto stretta. Sulla responsabilità per sicurezza la legge dice che c'è l'arresto fino a 7 anni, cioè esagerato logicamente, del committente. Lei questo lo dice per spaventarci. Sì, esattamente, esattamente, e c'è anche un'ammenda che può arrivare ai 4.800 euro, perché io devo assicurarmi, io signora Maria, io committente, devo assicurarmi delle capacità tecniche e professionali, ma anche devo assicurarmi che colui che esegue il lavoro soggiaccia alle norme sulla sicurezza. Ecco, ma io che strumento ho come cittadino? Voglio dire, decidiamo di ridipingere la facciata esterna del condominio nel quale abito. Certo. Dunque, devo interessarmi del DURC, di avere il DURC, questo è indubbio, di avere un POS, giustamente, allora, di avere un piano operativo della sicurezza, dove è riportato... Cioè di avere in che senso? Me lo deve fornire l'azienda? Sì, deve fornire l'azienda, questo lo deve fornire, e io tramite il POS è praticamente un documento che descrive l'opera e descrive come io mi attiverò perché quest'opera sia fatta in sicurezza, quindi c'è l'elenco dei dipendenti, l'elenco delle formazioni dei dipendenti, cioè io devo assicurarmi che qui dentro, se nel posto ci sono 3 persone, 3 dipendenti, e quando lavorano ne vedo 4, devo chiedere ma la quarta chi è, da dove viene, perché io ne ho la responsabilità. Quindi effettivamente succeda quel che succeda, io effettivamente ho permesso che nel cantiere che è di mia proprietà, perché io committente sono il proprietario, succedesse qualcosa di illegale. Ecco, ma tanto per dare delle informazioni spicciole per chi ci sta guardando, ed è come il sottoscritto un po' spaventato da quello che lei dice. Io il DURC dove lo vado a richiedere? Al cassa edile? No, lo chiede direttamente all'impresa, l'impresa lo fornisce semplicemente. Sì. Allora, l'impresa c'è una data di scadenza. Allora io mi rivolgo all'impresa Bassani. Sì. Allora l'impresa Bassani per essere a norma lei ed essere a norma anch'io mi deve fornire questo POS. E anche il DURC. Nel POS comunque è compreso. E io devo chiamare in prefettura per farmi dire la whitelist? No, non c'entra, la whitelist in questo caso non c'entra, c'entra solo nell'appalto pubblico. Ok, e quindi insomma con queste due cose io... Sì, mi assicuro, quindi io metto in condizione le imprese che partecipano all'appalto della mia dipintura di essere tutte sullo stesso piano. Ma questo vale anche per il dipintore interno di casa, cioè la ditta individuale? Io sono responsabile di qualsiasi cosa succeda all'interno del mio cancello. No, certo, questo lo comprendo, ma... Io posso chiedere benissimo. È chiaro che se mi affido all'amico, insomma, tanto per parlare di uno che mi dipinge la casa, vabbè, se succede qualcosa è palese che la colpa è mia. Sì, ma se invece mi rivolgo ad una ditta di dipintura... Fornirà le stessissime cose. Anche loro devono fornirmi il POS? Certo, il POS, qualsiasse impresa che opera all'interno, non all'interno di un'altra impresa, perché allora ha un ulteriore aggravio che è un documento ulteriore che mette insieme le regole, le norme di sicurezza. Ma lei è sicuro che se io chiamo un'impresa artigiana e gli chiedo mi
mi esibisca il posto, glielo non mi guardano come si guarda un marziano. No, cioè la regolarità ormai è molto diffuso questo. No, non lo metto in dubbio che la regolarità sia diffusa. È perché è l'unico documento che testimonia l'effettiva consistenza dell'impresa. Cioè lei da qua, dal POS, il DURC è regolarità contributiva, una data di scadenza, fino a quella data io so che questo è a posto e a me sta bene. Una provocazione finale, visto che insomma, tutti noi ci rivolgiamo al cosiddetto lavoro nero, vale al vicino di casa o al pensionato che ci dipinge l'appartamento, ma voi un po' di spending review l'avete fatta nel vostro settore? Certo, tutti guardiamo il vicino per una questione di costi. È verissimo, però vede, io dico anche questo, noi facciamo parte di un insieme e ce ne accorgiamo molto, specialmente ora, cioè il commettere lavoro, per l'amor di Dio, non ci sono soldi, questo è chiaro, però se continuiamo a ragionare così e non ricreiamo il volano economico, le imprese chiuderanno e chiudono sempre. 12.000 posti di lavoro persi in Veneto nel settore dell'edilizia sono tantissime, e queste non riavviamo le assunzioni, riavviamo le imprese che pagano tasse, che quindi pagano contributi, creano occupazione, se non gli diamo la maniera di continuare a lavorare a queste non stiamo creando economia, non creando economia ci chiudiamo su noi stessi, questo è chiaro. Ecco, però non stiamo risparmiando nulla. Bisogna entrare in relazione però tra l'impresa e le disponibilità delle persone. Certamente, però le disponibilità a pari opportunità. Cioè, io se lavoro regolare posso io non ammetto che lei abbia responsabilità nel suo cantiere, le ho io perché sono a posto, questo tutti devono essere così, perché logicamente la sicurezza non costa, in un certo senso costa da questo lato. Grazie a Paolo Bassani, che ricordo essere il presidente degli edili di Confartigianato Veneto. Abbiamo saputo qualcosa di più rispetto al disegno di legge anticorruzione, ma soprattutto lo faccio rivedere perché questo è importante, ricordarsi che nel momento in cui ci rivolgiamo, apriamo un cantiere presso casa nostra, che vuol dire anche dipingere le pareti interne, ne siamo noi i responsabili, insomma, a buon intenditore, come si dice. Esatto. Grazie, a voi, alla prossima.